Parco Giardino Sigurtà è un'oasi naturalistica che si estende su 600.000 metri quadrati. Nel 2015 si è classificato come secondo parco più bello d'Europa e in questi giorni abbiamo vinto il premio di fioritura più bella d'Italia, grazie al milione di tulipani in fiore che si ammira a primavera, come le altre fioriture stagionali che si possono vedere nel corso del tempo. Il parco è anche un luogo storico, vanta una storia lunghissima di oltre 600 anni e nei secoli ha ospitato personaggi importanti come gli imperatori Francesco Giuseppe e Napoleone III in occasione della Seconda Guerra d'Indipendenza. La Grande Quercia, uno degli alberi più antichi del parco, ha più di 4 secoli di età. Il Boschetto dei Verdi Aceri è un angolo del parco che ospita diverse varietà di aceri giapponesi verdi. Questo è il Giardino delle Piante Officinali che ospita una quarantina di piante dalle proprietà note fin dall'antichità. Il Castelletto, antica sala d'armi e luogo di incontri scientifici e tavole rotonde nel passato della famiglia Sigurtà. Questo è il Viale delle Rose, un viale lungo 1 chilometro che ospita da maggio a settembre 30.000 rose rifiorenti in 2 varietà. Il labirinto, uno degli angoli più affascinanti del parco, si estende su una superficie di 2.500 metri quadrati e ospita 1.500 piante di tasso. Il parco ospita 18 specchi d'acqua, 40.000 bossi e tante attrazioni naturalistiche e storiche che si possono incontrare visitandolo tutti i giorni da marzo ad ottobre. Il parco è l'occasione per rilassarsi, per lasciarsi conquistare dalla sua straordinaria natura, per concedersi una pausa nel completo relax e in un tesoro verde tra i più visitati d'Europa.